Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Riprende il cammino, riprende il percorso di Penna Nera, la rubrica che vi racconta gli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Riprendiamo appunto il nostro cammino, inauguriamo la nuova stagione televisiva e per farlo quest'oggi siamo venuti proprio nella casa degli alpini. Ci troviamo infatti nella sezione di Vittorio Veneto, nella sede della sezione di Vittorio Veneto, e come potete vedere ho qui a fianco a me due illustri ospiti. Partiamo dal presidente Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, ben trovato. Ben ritrovati a tutti voi. E poi abbiamo Roldano De Biasi, vicepresidente della sezione di Vittorio Veneto, anche lui un volto noto della nostra emittente. Grazie per essere qui. Grazie e buonasera a tutti voi. Grazie che ci avete aperto le porte, perché questa volta insomma non siete voi ospiti nostri, ma siamo noi ospiti vostri. Perché abbiamo deciso di partire proprio qui da casa vostra? Perché la sezione di Vittorio Veneto si è resa protagonista, l'abbiamo detto più volte nei mesi scorsi, di quelle che sono le celebrazioni per il 90° della sezione. Un traguardo importante che, se vogliamo, la pandemia ha un attimino frenato nei festeggiamenti, giusto Introvigne? Vi aspettavate qualcosa di poter festeggiare forse un po' meglio, ma insomma lo spirito è sempre alto. Purtroppo sì, la pandemia ha segnato questo tempo in modo improvviso, in modo anche, come dire, del tutto inaspettato. Ci siamo dovuti adeguare e in forma anche doverosamente rispettosa delle norme vigenti, per cui abbiamo rimodulato il tutto, ma dobbiamo dire che comunque il percorso, se non eccessivamente lungo, se non eccessivamente denso di avvenimenti, ma è stato ricco comunque e prezioso. E infatti ne parleremo, perché i mesi scorsi sono stati appunto caratterizzati da questi festeggiamenti, ma uno degli ultimi eventi che vi abbiamo trasmesso anche in diretta, tra l'altro sulla nostra emittente televisiva, riguarda il grande raduno al Bosco delle Penne Mozze. Ha assunto quest'anno un sapore tutto particolare questa celebrazione, per due motivi, poi sarete voi a spiegarlo meglio. Intanto è diventata una manifestazione ufficiale dell'ANA, da quest'anno nazionale, quindi con la presenza anche del labaro e del medagliere nazionale dell'ANA, ma poi insomma c'erano anche delle ricorrenze importanti in Trovigne. Beh sì, perché quest'anno siamo riusciti a calendarizzarlo nel 50° peraltro di fondazione e inaugurazione del Bosco delle Penne Mozze. Siamo riusciti a inserirlo nel contesto nazionale, per cui è diventato cerimonia solenne che sarà ripetuta come tale ogni 5 anni e guarda caso cade nel 50°, 55°, 60° e così via. Per cui voglio dire è anche il massimo dell'orgoglio alpino nostro di queste terre. Bosco delle Penne Mozze, memoriale nazionale, unica opera simile al mondo, che oltre a ricordare 2405 alpini periti per causa di servizio, andati avanti, diciamo noi nel gergo alpino, in guerra, in pace, comunque tutti in servizio, quest'anno ha anche avuto coronamento di un'opera altra significativa e importante, cioè quella dell'Albero del Ricordo. L'Albero del Ricordo è una struttura metallica, sulla quale, a forma appunto di albero, sulla quale sono state collocate delle targhe in ottone che abbiamo giustamente chiamato foglie. L'albero porta le foglie a ricordo, ecco, di tutte le sezioni d'Italia, e in più si è aggiunta anche una 81esima, la sezione di Vancouver nel profondo Canada, dove alpini della nostra terra, del nostro territorio, sono andati a lavorare quali emigranti. Quindi due cose messe insieme: la prima cerimonia nazionale, il labaro nazionale, che è come dire, il simbolo massimo estremo della nostra associazione, perché porta su di sé ben 216 medaglie d'oro, 209 delle quali al valor militare, e con il labro nazionale, il presidente nazionale, il consiglio direttivo nazionale, ma poi anche tutte le altre rappresentanze, e molte erano presenti, delle sezioni d'Italia.
Abbiamo visto una rappresentativa veramente molto vasta delle sezioni ANA provenienti appunto da tutta Italia e abbiamo visto anche una organizzazione complessa, perché lo ricordiamo, in questi tempi appunto in cui ci sono ancora le restrizioni causate dalla pandemia, organizzare degli eventi con un numero considerevole di partecipanti è difficilissimo, lo sanno bene gli organizzatori delle manifestazioni, dei concerti, non serve che ce lo ripetiamo. Diciamo ecco, su questo come preambolo vorrei dire che abbiamo avuto anche la fortuna, abbiamo avuto la possibilità di avere ospite due figure di eccellenza, le primarie nel novero delle truppe alpine in servizio, perché erano con noi il generale di Corpo Armata Claudio Berto, che è il comandante delle truppe alpine, quindi la massima autorità degli alpini in armi, ma c'era anche insieme a lui il generale di Corpo Armata Francesco Paolo Figliolo, che credo sia ben noto a tutti, non tanto quanto comandante logistico dell'esercito italiano, ma quanto commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Quindi la presenza di queste due figure ha comportato una organizzazione del tutto particolare, capillare, in momenti di pandemia, come abbiamo detto, ma poi magari vedremo anche che cosa ha comportato questo tipo di organizzazione, e aggiungo con la gradita e preziosa presenza dell'ordinario militare, l'arcivescovo Santo Marcianò, che è la massima autorità ecclesiastica in seno alle forze armate e a tutte le forze armate, che ha celebrato quindi la messa a ricordo e suffragio. Una cerimonia, una celebrazione composita che ha avuto diversi momenti, i nostri telespettatori hanno avuto modo di seguirla e di apprezzarla, anche in questi giorni ci sono arrivati dei messaggi che così ci ringraziavano per aver trasmesso quella cerimonia, anche perché è una cerimonia comunque che ha avuto una sua durata, perché è durata oltre le 2 ore, con una partecipazione però molto composta di quel numero di alpini. Alcuni mi hanno detto sembra di essere tornati un po' alla normalità, insomma, ecco, allora forse è un po' prematuro per dirlo, ma insomma ha fatto piacere anche a noi vedere questa manifestazione. Siamo ben lontani dalle adunate, ma insomma... Ecco. Certo, dovevamo limitare le presenze e fare anche i necessari controlli, come magari poi verrà detto, e perché indubbiamente dobbiamo essere noi per primi rispettosi delle norme anche e anche dare il buon esempio, perché fa parte, come dire, del nostro spirito, delle nostre regole, dello statuto nostro, quello ecco di avere un atteggiamento prudente e soprattutto anche che sia significativo, oltretutto diffondendo anche sul territorio, ma poi le immagini sono finite non solo in Italia ma nel mondo intero, ecco, quindi dare anche un senso compiuto al nostro essere, alla nostra presenza. Non è stato facile, sono stati giorni e giorni di lavoro, notti insonni, ma poi il risultato è stato grande, perché da ogni parte d'Italia, soprattutto i colleghi presidenti di sezione, per una settimana intera, ma ancora oggi, insomma, hanno messo in evidenza ecco, la bellezza, l'alto significato, la compostezza, la dignità di questa cerimonia. E mi rivolgo appunto adesso a Roldano De Biasi. Che cosa vuol dire nel 2021 organizzare un evento di questa complessità? Lo ricordo semplicemente ai nostri telespettatori, magari per quei pochi che non fossero mai andati, insomma, raggiungere il bosco non è, anche in situazioni normali, non è semplicissimo, nel senso che quando un grande numero di persone affluisce al bosco, di solito la stradina insomma è stretta, non c'è molto spazio, e quindi voi avete deciso di organizzare il tutto al meglio, innanzitutto per evitare assembramenti e per far sì che tutto potesse svolgersi secondo le norme vigenti. Com'è stata l'organizzazione e qual è stata poi anche la soddisfazione nel vedere la buona riuscita di questo evento?
i raduni precedenti al bosco erano caratterizzati da un assembramento generico statico di molti alpini e che solitamente trascorrevano anche il resto della giornata nel luogo per godere della gradevolezza dell'ombra, non del bosco dove ci sono le stelle, ma dei luoghi circostanti dove erano soliti allestire i loro accampamenti per consumare il rancio. Quest'anno, dovendo soddisfare esigenze di carattere logistico, di carattere di pubblica sicurezza e di salute, abbiamo dovuto coordinare le varie attività, sottoponendo quindi a una radicale revisione la formula organizzativa. C'è da premettere che per tutti questi anni il grande lavoro del gruppo di Cison ha fatto sì che l'evento si protraesse nel tempo con regolarità. Quest'anno noi, sezione di Vittorio Veneto, ci siamo uniti alle sezioni di Treviso, di Conegliano e di Valdobbiadene per organizzare all'unisono questo evento. La cosa particolare è stata quella di soddisfare le esigenze di carattere di pubblica sicurezza, perché l'alto livello degli ospiti ovviamente doveva garantire determinate condizioni. Anche l'aspetto religioso ha influenzato notevolmente l'organizzazione e la parte sanitaria è stata anch'essa coinvolta. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo redatto un piano della sicurezza sulla base delle nostre esperienze che le nostre 4 sezioni già hanno manifestato, perché la Dunata del Piave prima, poi il Triveneto già allora Conegliano, il Triveneto di Conegliano 2015 sono stati eventi di grande levatura e che hanno consentito di conoscere e applicare con molta tranquillità, nonostante la rigorosità, le norme che le autorità di pubblica sicurezza esigevano fossero applicate. Quindi abbiamo coordinato l'evento tra le 4 sezioni, abbiamo redatto un piano di sicurezza, un piano sanitario che ha sfruttato le disponibilità dell'unità unità sanitaria del terzo raggruppamento. Le nostre sezioni fanno parte del terzo raggruppamento, che nella colonna mobile annovera anche un servizio sanitario, quindi è stata anche un'occasione per loro di concorrere alla buona riuscita della manifestazione, assicurando l'assistenza medica che era necessario garantire. Il sistema di radiocomunicazioni, un altro elemento interessante e non visibile, ha garantito il collegamento radio in una zona dove chi frequenta il bosco sa che il bosco non si riesce a telefonare perché non c'è copertura. Sappiamo qualcosa anche noi. Sì. La logistica che, come tutti sappiamo, propone una strada a cul-de-sac, perché chi arriva al bosco poi arriva in cima e deve fare inversione di marcia e ridiscendere, non poteva consentire una tradizionale accesso. Allora abbiamo optato per una soluzione che sarà una formula che riteniamo sarà adottata anche negli anni successivi. Abbiamo evitato che tutti raggiungessero il bosco per non occupare quei pochi spazi di parcheggio che sono disponibili. Abbiamo riservato degli spazi solo agli autorità, agli invitati e alle persone disabili che avesse necessità assoluta di raggiungere il bosco con i loro veicoli, e poi abbiamo istituito un servizio navetta con dei veicoli che ha soddisfatto egregiamente le richieste. Le persone, gli ospiti sono stati invitati a parcheggiare nella parte bassa di Cison, nei parcheggi dove di solito le persone che frequentano il mercatino artigianato vivo trovano comodità, quindi nelle zone industriali di Cison e di Follina che sono limitrofe e altri luoghi attigui. Abbiamo creato un sistema di navette che ha consentito a tutti di raggiungere il bosco.
la presenza delle persone non era contingentata come si poteva immaginare, perché non avevamo un luogo definito come può essere un teatro, uno stadio. Quindi noi abbiamo calcolato che il massimo numero di persone potesse essere 7, 800, 6, 700 persone, quindi abbiamo calibrato i trasporti sulla base di questi numeri, e la cosa non abbiamo lasciato a terra nessuno, quindi tutti hanno raggiunto il bosco e l'evento quindi si è svolto con regolarità. Al termine il servizio navetta ha riportato a valle tutti gli ospiti, e la cosa ci ha anche un po' stupito, perché ci aspettavamo un po' più di ostacoli anche alla richiesta di verificare il Green Pass e quant'altro. Sono stati momenti tranquillissimi, la gente ha adempiuto all'invito e ha esibito la documentazione quando gli è stata richiesta. Avevamo anche istituito un servizio telematico di accreditamento che servirà anche per altre occasioni, nel quale ognuno autonomamente inseriva i propri dati e dichiarava la regolarità della propria situazione sanitaria. Quindi quel servizio là ci ha aiutato ad approntare un sistema logistico che ha retto molto bene. Posso dire un banco di prova da mettere in campo anche in future manifestazioni in altri luoghi, da altre parti? Sicuramente, anche se la logistica di Cison è un po' anomala, se non si confronta magari con i Tomba, gli Ortigara, cioè come quei luoghi di montagna dove si deve salire necessariamente, ma il caso Cison è un caso anomalo ma efficace, che può essere preso come riferimento per future manifestazioni di questa tipologia. Assolutamente sì, ecco, vorrei aggiungere a quanto ha appena detto Roldano che anche il controllo stesso dell'accesso a tutti come dire, i visitatori, i partecipanti alla cerimonia del Green Pass, perché questo era stato dato come dovere associativo, come obbligo, come prerogativa. Ecco, noi temevamo che potesse anche ingenerare qualche inghippo, qualche coda, qualche ritardo, invece tutto è andato per il meglio. Abbiamo costituito anche 2 posti, come dire, di controllo, posti di blocco sostanzialmente. La cosa è risultata anche molto molto disciplinata e soprattutto molto apprezzata. Non vi è stata opposizione alcuna e in questi tempi vorrei dire che anche questo è un gran risultato. Ha funzionato molto bene, come ha funzionato molto bene l'accreditamento, perché un po' lentamente, un po' di rado i primi giorni, ma verso la fine, insomma alla fine gli accreditati online sono stati 5, forse 600, adesso non ricordo più bene il numero, ma comunque una cifra significativa proprio, e questo ci ha permesso, ecco, di ridurre anche i tempi del controllo stesso e quindi la fruibilità anche dell'accesso lungo l'unica appunto strada, come è stato detto. Abbiamo detto, un attimo solo Roldano, abbiamo detto che quindi i partecipanti a questa manifestazione non hanno subito più di tanto, insomma, le restrizioni. Mi viene da dire che eravate proprio con gli occhi puntati del commissario Figliuolo, responsabile Covid nazionale, quindi avevate un controllo proprio, non so se siete riusciti a scambiare qualche parola con lui, cosa vi ha detto in merito alla manifestazione, magari fuori dal microfono, dalle telecamere? Innanzitutto ha avuto parole di apprezzamento per l'organizzazione, perché ovviamente lui ci può essere solo maestro in questo, in quanto comandante della logistica dell'esercito, ma anche e soprattutto come commissario straordinario conosce bene, ecco, come ci si muove e quali sono le regole del virgolette gioco in questo senso. Lui ha già apprezzato anche durante il suo intervento in diretta che ha fatto la disposizione e la collocazione degli associati e degli alpini ripartiti sul territorio, sugli spazi, ecco, la presenza, l'uso totale della mascherina da parte di tutti i presenti, il dovuto distanziamento soprattutto nella parte a ridosso dell'area cerimoniale, poi ovvio che sugli spazi più lontani dove c'era anche qualche movimentazione questo era meno possibile, però
anche dopo, diciamo, finito il tutto dietro le quinte, si è complimentato con noi. Come lo stesso Presidente nazionale Favero, per quanto riguarda l'aspetto associativo, l'alpinità, ha detto che noi siamo riusciti a far rinascere e rivivere l'ANA, l'associazione, perché era il primo grande evento che accadeva sul territorio nazionale dopo tanto tempo. Roldano, credo motivo d'orgoglio tutto ciò. Certo, ma un orgoglio da dividere con tutti, quindi è il gusto di vedere le cose che vanno bene. Anche i muli ci sono venuti su, hanno portato su anche i muli con alcune difficoltà operative nella gestione del trasporto, perché non sono riusciti a venire su a piedi, quindi li hanno trasportati. Abbiamo gestito anche il trasporto in deroga festivo. E poi è stata interessante la sinergia con le altre sezioni. Abbiamo fatto veramente squadra. Domenica soprattutto con la parte cerimoniale è stata una cosa che ha dato veramente l'immagine di 4 sezioni unite verso un unico interesse, quello che abbiamo di raccogliere questi bei risultati. Io ringrazio Roldano De Biasi per essere stato con noi nella prima parte di Penna Nera, mentre Introvigne rimane qui. Noi andiamo a vederci un servizio, sentiamo proprio l'intervista ai protagonisti della giornata, servizio realizzato dall'Alpino, la trasmissione settimanale che va in onda anche sulla nostra emittente, quindi come dicevamo, un'iniziativa che è diventata di carattere nazionale, ha mosso anche la stampa nazionale, quindi andiamo a vedere proprio questo estratto che racconta la giornata. Per la prima volta nella storia, il raduno al Bosco Memoriale delle Penne Mozze di Cison di Valmarino nel Trevigiano ha assunto carattere nazionale con la presenza del Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, nato alla fine degli anni 60 nella mente di Mario Altarui e completato nel 1972, ricorda gli alpini caduti in guerra. Soprattutto le nuove generazioni hanno bisogno di conoscere, di sapere, perché il futuro non si costruisce oscurando il passato, il futuro si costruisce prendendo dal passato la luce che ha costruito l'oggi, per cui si guarda avanti, ci si sforza di andare avanti e di creare il bene, ecco, attingendo tutto il bene che il passato ci tramanda. Accanto alle 2405 stele in ferro battuto a ricordo dei caduti alpini trevigiani, l'Albero del Ricordo, una struttura in acciaio che si arricchisce ogni anno di nuove foglie delle diverse sezioni ANA a ricordo dei rispettivi caduti. È un bosco, ma se uno si limita a guardare le cose dal solo punto di vista esteriore non percepisce quella spiritualità che invece è all'interno di questo bosco, in questi oggetti che racchiudono ognuno di loro una storia, uomini, avventure, tragedie purtroppo, perché purtroppo la nostra storia è anche segnata da tanto sangue che gli alpini hanno versato per il paese. Ogni tanto bisogna riprendere alla mano quello che sono i nostri valori. Questo è il bosco delle Penne Mozze, qui si ricordano tutti i caduti della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, ma anche i caduti delle missioni di pace. Quindi sono venuto a riprendermi un po' i miei valori ed è importante. Questi primi 50 anni del Bosco delle Penne Mozze non poteva avere un suggello migliore, anche con il completamento delle foglie delle sezioni italiane e con la prima foglia di una sezione all'estero, quella di Vancouver. Veramente qualcosa di toccante, qualcosa che io credo anche da lassù, dal paradiso di Cantore, i nostri caduti avranno apprezzato. Rieccoci qui, non siamo in studio, siamo nella sede della sezione ANA di Vittorio Veneto, in centro a Vittorio Veneto, in quel della stazione ferroviaria. Come potete notare si è aggiunto al nostro parterre di ospiti Riccardo De Mari, capogruppo degli Alpini di Cison di Valmarino, che saluto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie per essere qui e continuiamo nel nostro racconto del Bosco delle Penne Mozze, perché voi siete un po' i padroni di casa del
del bosco? Non siamo i padroni, siamo i custodi. I custodi, Ecco. Più che tutto, no? Noi dobbiamo mantenere le pulizie, guardare se che manca, se c'è qualche staccionata rotta, se c'è qualche gradino rotto. La manutenzione. Manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Quando c'è manutenzione straordinaria chiamiamo anche le altre sezioni a darci una mano, perché solo Cison o il Vittorio non ci stanno tutti a fare tutti i lavori. Perché anche quest'anno sono fatte circa 700 ore di lavoro solo per trasporto legna e ripristino gradini tra i gruppi di Treviso e il gruppo di Cison. Caspita. Sì. Poi la sezione di Conegliano, quella è adibita al taglio dell'erba al mese di luglio, tutto il bosco, che anche quest'anno erano 40 persone, in un'ora e mezza hanno fatto tutto. Per quanto si estende il bosco? 1600 metri quadri. No, 16.000 metri quadri. 16.000 metri quadri. 16.000 metri quadri. Sì, mi sono sbagliato. Quindi, sì. Insomma, un lavoro considerevole che appunto vi tiene occupati tutto l'anno praticamente. Sì, per me ormai è come una seconda casa, perché tanti giorni passo là, circa un centinaio di giorni l'anno li passo là. Adesso posso farlo, lo faccio perché mi piace anche farlo, lo faccio volentieri, perché altrimenti se non hai passione non lo fai perché è anche troppo pesante. Però l'orgoglio di avere proprio a pochi metri da voi questo gioiello, viene ricordato più volte, è un memoriale proprio. Sì, è un orgoglio mio e anche di tutto il gruppo di Cison. E anche penso per la sezione di Vittorio, perché fa parte anche della sezione di Vittorio, più che le altre 3 sezioni. Vittorio è quello che insieme al gruppo di Cison ha fondato il Bosco di Penemoze, è stato fondato, sì, insomma. Intro Vigne, l'importanza di questo luogo, di questo simbolo, anche per le nuove generazioni. So che vengono organizzate, magari in questo periodo gioco forza no, però degli incontri anche con le scolaresche per raccontare che cosa significa, cosa sta dietro le steli del Bosco delle Pennemozze. Beh, indubbiamente, come abbiamo già detto, è diventato un simbolo nazionale e non solo internazionale, direi anche dell'alpinità, il memoriale del Bosco delle Pennemozze, unico appunto al mondo in quell'esempio. Là ci stanno tutti i valori nostri, là ci stanno i ricordi, le memorie, le vite, le stele, ognuna per ogni caduto punto, posata a fianco a un albero che è cresciuto nel tempo, sono proprio l'espressione massima di quella che è il dono per eccellenza, il dono massimo che ogni alpino, che ogni uomo può dare all'umanità, la propria vita, perché là è il segno del sacrificio, è il simbolo, ecco, di quello che vuol dire donarsi alla patria e ai valori. E noi alpini abbiamo il dovere morale di far rivivere questi ricordi, questa memoria. Guai a un popolo che dimentica il passato, non guarda e non può vedere il proprio futuro. E proprio in funzione di questo, grazie anche al gruppo soprattutto di Cison per eccellenza che lo ha in casa, grazie anche al fatto che adesso è anche inserito nel contesto dell'UNESCO come zona e come territorio, ha molta visibilità ed è anche frequentato, lo era già prima, da parecchi gruppi, dalle scolaresche soprattutto, ed è fondamentale che noi riusciamo ad accogliere le scolaresche, le scuole, sia le primarie che le secondarie, perché attraverso quel percorso, quei sentieri, quel leggere quei nomi, che è il luogo di nascita e soprattutto il luogo di morte, e là quindi nascono i ricordi, ed è motivo anche di studiare la storia vera, la storia come si è succeduta nel tempo, è motivo di seria riflessione. I ragazzi vanno a casa e portano questo ricordo, questa memoria che diventa poi sia in aula, a scuola che a casa, momento di discussione, momento di formazione, di crescita e di rilancio appunto verso il futuro. Quindi una grande opera. Adesso ha iniziato le scuole, sono iniziate da 8 giorni, 7 giorni e mi hanno già chiamato che ci sono 4 scuole di Fontanelle che vengono a fare visitare il bosco con il gruppo alpini di Fontanelle. Fanno gli ultimi 4 giorni di settembre e i primi 4 giorni di ottobre. Praticamente sono 9 uscite con
18 scolaresche, perché ogni Quindi uscita avete già il calendario, insomma, Sì, già sì, bello ricco. mi chiamano sempre e devo rispondere praticamente. Sì. Certamente. E poi il problema è che devi accoglierli. È quello. Praticamente sono io, poi c'era Marinho Milan, il nuovo presidente dell'Aspen, e poi c'era Gino De Mari, ma lui ormai ha più di 80 anni e non fa più il giro, e adesso è in ferie, Marinho anche, e allora... quindi, insomma, qualcuno tocca. Allora, A qualcuno tocca. Sì, qualcuno Ecco, tocca. Però lo faccio volentieri, sì, insomma. In conclusione di questa parte, insomma, vi abbiamo già mostrato molte immagini nei giorni scorsi e la cerimonia parlava da sola, nel senso è stata, diversi sono stati i momenti, c'è stato il momento religioso, i momenti ufficiali che hanno costellato appunto questa bella mattinata. Però l'invito a chi magari avesse visto le immagini in questo momento ma non fosse mai venuto lì a Cison al Bosco delle Penne Mozze, perché venire al Bosco delle Penne Mozze? Perché è una cosa che si vede solo a Cison, nella valle, poi quando arrivi vedi il crocifisso in cima la rupe, la roccia lì, e poi quando entri nel bosco senti un silenzio, con l'acqua che scorre nel torrente, è una cosa che io non l'ho mai visto da nessun'altra parte, insomma. È un'emozione. È un'emozione quando sei là in silenzio, senti l'acqua che corre, gli uccelli che cantano così, è proprio una cosa che ti prende, insomma, per me. Dopo ognuno ha le sue... No, ma questo è un sentimento profondo che tutti poi descrivono e raccontano, perché passeggiare, fare questi percorsi, individuare, ecco, i nomi delle brigate, e i nomi delle medaglie d'oro, le steli. Quindi dietro a quell'opera, come dire, metallica, esplosa, la vita, il sacrificio, insomma è un momento di riflessione, di ricordo, di meditazione. Insomma c'è chi dice che è frutto proprio di ispirazione, ma lo stesso generale Figliuolo l'ha detto durante il suo intervento, forse poco dopo un'intervista, ha detto: sono venuto qua a reimpadronirmi dell'alpinità, a rivivere questo aspetto, a ritrovare le forze vere, le forze che muovono noi alpini nella nostra attività del quotidiano. E quindi questo è molto molto significativo. E quindi noi invitiamo chi non l'avesse ancora fatto ovviamente a visitare, o perché no, qualche scolaresca, magari qualche insegnante che ci stesse ascoltando in questo momento, le porte sono aperte. Sono sempre aperte. Su tutti i sensi. E abbiamo anche ancora una serie di volumi, edito libro del Bosco delle Penne Mozze del 2015, che è motivo, ecco, come dire, di arricchimento anche personale. Là ci sono tutte quelle notizie che noi nel poco tempo che abbiamo non riusciamo a trasmettere, ma ci sono i ricordi e quindi anche la possibilità di arricchire le nostre biblioteche di un'opera che descrive, ecco, quello che sta qua in mezzo a noi, vicino a noi, e del quale noi forse sempre non abbiamo manco la coscienza e il senso, ecco, dell'importanza, del valore che ha quel luogo. Certamente, io vi ringrazio perché qui il tempo corre, ringrazio Riccardo De Mari, capogruppo degli alpini di Cison di Valmarino. Grazie a voi. Un saluto a lei e ovviamente a tutto il gruppo. In Trovigne, siccome qui il parterre di ospiti gira, mi sa che dobbiamo salutarci. Certo, non so se le dispiace. No, lo faccio volentieri, perché do spazio ai collaboratori di questa sezione, perché in tanti si riesce a fare belle cose, significative e importanti, perché ci siamo impegnati non poco. Il tempo che abbiamo a disposizione, come sappiamo, è sempre tiranno, ma dobbiamo, ecco, cogliere anche questa opportunità. E credo che chi mi seguirà vi illustrerà, ecco, qualche altra bella opera che siamo riusciti a rendere in quest'anno pandemico alla portata e alla fruizione di tutti. Grazie a voi. Allora non anticipiamo di più, ci vediamo ancora qualche immagine e poi cambiamo gli ospiti.
Rieccoci qui sempre dalla sede della sezione ANA di Vittorio Veneto. Siamo qui per questo Penna Nera che, così come potete vedere, ha la partecipazione di diversi ospiti. L'avevamo auspicato quando è nata l'idea di fare Penna Nera. Ogni puntata doveva essere così vivace e frizzante, ma poi insomma la pandemia ci ha un po' frenato. Abbiamo deciso di venire qui a Casa degli Alpini perché quest'anno, lo ripetiamo, la sezione di Vittorio Veneto festeggia il 90° anniversario di fondazione. E per festeggiare appunto questa importante ricorrenza la sezione si è voluta regalare un libro che tra poco vi mostreremo, ma prima vado a presentarvi gli ospiti che sono qui con me. Federico Gusatto, Maurizio Casetta e Giuseppe Balestini del Centro Studi Sezionale. Parto subito da Maurizio, intanto chiedendo, per quei pochi che non lo sapessero, che cos'è e che cosa fa il Centro Studi della sezione ANA di Vittorio Veneto. Beh, il Centro Studi della sezione ANA di Vittorio Veneto, buonasera a tutti intanto, fa quello che fanno tutti i centri studi nazionali dell'ANA. Ovviamente cerca di raccogliere, cerca di divulgare storia, soprattutto storia degli alpini, ma non solo, per cui il nostro compito è quello di tramandare alle prossime generazioni ovviamente la nostra storia e i nostri valori. Questo diciamo che è lo scopo principale del centro studi sia nazionale appunto che di Vittorio Veneto. Centro studi di Vittorio Veneto che è nato sull'onda del centro studi del Piave nel 2016, quando appunto le 4 sezioni che poi hanno dato vita alla Dunata nazionale e la Dunata del Piave hanno dato vita appunto a un centro studi che raccogliesse le 4 sezioni ovviamente. E noi c'eravamo e assieme abbiamo fatto tutti gli eventi che hanno caratterizzato quella Dunata del 2017. Poi posso dire, ci abbiamo preso gusto, ecco. E di seguito abbiamo iniziato a lavorare anche per il nostro Triveneto, quindi il Triveneto del 2018. E poi siamo andati avanti finché siamo arrivati al 2021, anno del 90° compleanno della sezione di Vittorio Veneto. Per cui abbiamo creato per dire la verità, all'inizio gli eventi programmati erano una decina, ma purtroppo con la pandemia si sono ridotti via via a 6 eventi. L'ultimo evento è stata la pubblicazione del nostro libro. Un libricino, potrete notare, un fascicoletto leggero. Sì, piccolo. Ecco, vediamo se adesso riusciamo a inquadrarlo. Quante pagine sono? Sono 430 pagine. Ecco, così, giusto per... Sì, e non è un formato piccolo, non è una 5, esatto. Ma diciamo è una 4 allargato, per cui voglio dire c'è tutta la storia e di più, ma non solamente degli alpini, e questo a me piace ricordarlo. Non parliamo solamente degli alpini del Mandamento, cioè del territorio che va da Cordignano a Amiane, ma parla anche degli uomini che hanno fatto questi 90 anni di storia, parla della società, parla dell'urbanistica, quindi è un'opera completa e quindi non è solamente non solo storia alpina per gli alpini, esatto, ma per tutto il territorio che ci circonda. Ecco, e questo, e con orgoglio lo dico, l'abbiamo tenuto per ultimo, e questo è stato l'ultimo evento, il 28 di agosto, la presentazione di questo libro. Ecco, quindi un libro credo che non debba mancare assolutamente in nessuna libreria, non solamente degli alpini, ma direi anche di nessun vittoriese e anche dei comuni limitrofi, perché parliamo un po' di tutti.
Allora, passiamo il microfono. Allora, dobbiamo dire intanto che quanti sono i componenti del centro studi? Sono 7, questa sera qui ne abbiamo 6 perché uno purtroppo non può essere con noi, purtroppo fa i 50 anni di matrimonio, per allora, cui Ubi Maior. Quindi questo è il primo giro dei 3, quindi dopo ci saranno gli altri 3. Gli altri 3, chissà esatto. Cosa chiederemo agli altri 3 se parliamo di tutto noi adesso, ci ma penseremo, saranno problemi loro. Passiamo il microfono a Federico Gusatto. Ci accennava, diciamo, Maurizio Casetta al contenuto di questo libro, però entriamo un po' più nel dettaglio, quindi storia degli alpini ma non solo. Innanzitutto buonasera a tutti. Lei ha visto giusto nel momento in cui dice che il libro va molto oltre quello che è la dimensione della nostra associazione. 90 anni partono da epoche diverse in cui anche la società di fatto era abbastanza diversa e soprattutto la nostra associazione, la nostra sezione qui nel territorio si è evoluta con il proprio territorio, con la propria società, con gli aspetti che caratterizzano anche la gente e la realtà del posto. Quando noi abbiamo pensato come strutturare il nostro libro, abbiamo un po' guardato anche cosa facevano, cosa avevano fatto le altre sezioni consorelle, anche con delle dimensioni molto superiori alla nostra. Abbiamo colto molti spunti che ci sembravano interessanti, ma abbiamo voluto approfondire, soffermarci soprattutto sul fatto che gli alpini della sezione vittoriese sono alpini del territorio, della città, del circondario, e quindi sono anche individui oltre che alpini in congedo. Motivo per cui va detto che la città di Vittorio Veneto ha un capitolo a sé in cui viene vista ai raggi X nel momento in cui gli alpini, diciamo, prendono piede, prendono forma e cominciano a vivere il territorio e la comunità. E poi abbiamo focalizzato tutta una serie di aspetti, di cose che come alpini consideriamo particolarmente importanti e appaganti. Allora, chi leggerà il libro avrà una prima parte estremamente corposa dove si ripercorre la storia della sezione dall'inizio fino ai giorni nostri. Abbiamo, grazie a lavori che erano stati fatti anche precedentemente dal dottor Gino Perin, che io ho avuto la fortuna di conoscere e che ci tengo venga ricordato e ringraziato per quel lavoro di base propedeutico che ha fatto e al quale noi ci siamo successivamente ampiamente ispirati. Abbiamo voluto che la storia della sezione fosse molto analitica, molto approfondita, con un puntiglio, qualcuno potrà dire anche forse un po' eccessivo, però probabilmente era giusto anche così, perché soprattutto negli ultimi 30 anni molta gente che ha vissuto la vita della nostra sezione è gente conosciuta, che molti vittoriesi hanno conosciuto e quindi possono apprezzare, rivivere tempi e situazioni in cui probabilmente anche loro hanno vissuto, contribuito e partecipato. Si possono riconoscere in alcuni fatti, insomma, sì, più recenti. Ecco. C'è una parte fotografica anche abbastanza corposa e dettagliata, e quindi il testo non è, diciamo, aggressivo e anche staccato da molte immagini, secondo me anche dettagliate, ricercate, con delle didascalie indovinate per l'immagine che viene proposta.
Ecco, non diciamo troppo perché sennò è un po' di clemenza per sì, i colleghi. Sì, perché io sarei tentato di straripare. No, ecco, allora, lei è entrato proprio nel vivo, insomma, abbiamo capito che cosa si trova, si trova il lettore quando sfoglia questo tomo dalle dimensioni considerevoli, direi. Passiamo il microfono dall'altra parte a Giuseppe. Io vorrei chiedere come è stato il lavoro anche del reperimento, insomma, dei documenti, così la riorganizzazione, in un periodo, sappiamo quello di questi ultimi 2 anni della pandemia, in cui anche, immagino, le riunioni tra di voi, insomma, non sono state così semplici. Anche questa è stata una parte molto faticosa, perché non si poteva far scorrere il tempo nella ricerca così come noi avremmo voluto, quindi frequentando quei luoghi preposti alle consultazioni, come le biblioteche, come il nostro archivio diocesano locale o la biblioteca del seminario, i quali luoghi sono dei contenitori autentici per fornire quelle informazioni, diciamo, di prima mano che per noi sono state indispensabili. Quindi ci sono state poste forti limitazioni che poi non abbiamo potuto in qualche modo sopperire così facilmente. Quindi è stato un duro lavoro anche per questo motivo. Oltretutto, siccome la disponibilità di queste fonti è piuttosto ricca e piuttosto intensa, meriterebbe ulteriori, diciamo, sopralluoghi che permettano di evidenziare anche altre particolarità. Comunque ciò nonostante, e nonostante anche i vuoti documentali che purtroppo abbiamo trovato, c'è stato diciamo agevole anche costruire sulla base di una struttura che ci eravamo dati, costruire quest'opera editoria. Un'opera, appunto, è il caso di dirlo, in cui sono presenti anche molte documentazioni fotografiche, giusto? Certamente, allora le documentazioni fotografiche appartengono essenzialmente all'archivio sezionale e a qualche apporto che ci è giunto dall'esterno, ovvero da qualche collaborazione che noi abbiamo ricevuto da persone di Vittorio Veneto, concittadini, che sono a loro volta dei conservatori, sono rivelati dei conservatori di materiale di documentazione molto prezioso, come per esempio non ricordare la Dunata Nazionale, e lo dico come curiosità, che si è tenuta nel 1935 sul suolo di Tripoli, per la quale si sono mossi da Vittorio Veneto 23 alpini. Questi 23 alpini, si racconta nella cronaca locale, che sono partiti da Vittorio Veneto con un elettromobile fino a Conegliano, da cui sono ripartiti per raggiungere Venezia in treno. Poi dalle Zattere si sono imbarcati sulla motonave Neptunia e con sosta ad Otranto, dove hanno caricato altri 500 alpini, sono ripartiti tutti per il suolo di Tripoli, 1935. Interessante anche, in una delle immagini che abbiamo presentato, vedere la configurazione urbanistica di Tripoli, ovviamente con le denominazioni toponomastiche che riportano i nomi di squisiti, di eccellenti italiani. A questo seguono poi altre particolarità. Voglio citare soltanto l'ultima che chiude l'opera e che riguarda quell'icona proveniente dalla Russia che oggi è conservata presso il Sacrario delle Bandiere. Quell'icona russa è stata portata da un tenente alpino assai noto nella nostra città, Alfonso Palatini, il quale poi ha donato
a Don Roberto Camilotti, ha fatto dono di questa icona russa. Dopo un attento restauro che è stato compiuto, l'icona è stata donata al Sacrario delle Bandiere e qui conservata. Allora, abbiamo capito, cari telespettatori, che potremmo stare qui qualche giornata, credo, a raccontare le caratteristiche, le peculiarità di questo libro e soprattutto anche i segreti che avete scoperto, perché immagino appunto che queste indiscrezioni così che ci sono state raccontate adesso siano solo alcune delle tante presenti all'interno del libro. Ripasserei il microfono a Maurizio proprio per un flash, sì. Perché i vittoriesi dovrebbero avere questo libro allora nella loro libreria di casa? Beh, per le motivazioni che abbiamo detto prima, perché questo libro appunto non parla solamente di una parte di popolazione vittoriese, cioè degli alpini, ma tocca tutti i vari aspetti di ogni vittoriese. Volevo dire un'altra cosa che è stata accennata da Giuseppe. Noi per fare questa opera ci siamo avvalsi di molti collaboratori, circa una trentina, mi sembra, se non vado errato, circa una trentina di persone che sono state intervistate da noi, che ci hanno dato del materiale fotografico e sono stati molto disponibili per appunto per fare in modo che questa opera prendesse vita. Per cui questa opera deve far parte della biblioteca, spero di ogni vittoriese. Allora, io ringrazio i primi 3 componenti del Centro Studi Sezionale, un brevissimo break e poi ci troviamo per l'ultima parte di Penna Nera con gli altri 3 componenti del Centro Studi. Rimanete con noi. Quarta ed ultima parte di Penna Nera, sempre qui dalla sede della sezione ANA di Vittorio Veneto. Come vedete, in men che non si dica, il parterre è cambiato, a parte Maurizio Casetta che è rimasto qui con noi. Ho il piacere di avere qui Valentino Denadai, Tiziano Griguolo e Carlo Dalla Fontana. Quindi, appunto, a parte l'assente, abbiamo il quadro completo del centro studi sezionale. Allora, partirei da Tiziano Griguolo. Intanto, prima Maurizio Casetta ci ha raccontato che insomma il centro studi è un'emanazione è nato qualche anno fa e poi sull'onda si è deciso di continuare. Però, per esempio, Griguolo, come è stato coinvolto all'interno del centro studi? Beh, diciamo che la mia è stata un'avventura, era nata già 20 anni fa, quando ho partecipato per più di 20 anni nel coro, e quindi nel coro ANA sezionale, e quindi l'alpinità io l'ho vissuta in questa maniera un po' diversa. Non ero molto a contatto con lo spirito alpino, perché ovviamente un corista è sul palco, canta, eccetera. Nel 2018, per motivi così, fortuiti, sono venuto qui nella sede e ho incontrato il segretario e così, parlando, ho incominciato a fare un po' di segreteria, a fare un po'. Una sera, verso i primi del 2019, mi ha detto: guarda, c'è una riunione qui, se vuoi venire partecipa. Sempre pericolose questi inviti così un po' a tradimento. Il tranello l'ho capito subito quando che
dell'argomento che pensavo di parlare, ho visto che era proprio tutto il contrario. E allora, però, appassionato sempre di ricerche, di storia, ho cominciato con la lettura di verbali, ho cominciato diciamo, nel frattempo era venuto anche fuori con tutti i problemi che rideva, certo. Però allora sono diventato topo di biblioteca, e infatti la biblioteca del seminario ce la siamo bevuta tutti quanti con fotografie, portare avanti e indietro, insomma, fino a che dopo un po' di archiviazione di tutta la parte fotografica della sezione, e ero sempre pronto, disponibile a ogni chiamata degli amici Giuseppe, che aveva bisogno di una data in un determinato cimitero, aveva bisogno di questo, e allora a caccia di informazioni. Allora via di corsa, eccetera, eccetera. Passiamo il microfono a Valentino De Nadai. Allora, un lavoro, dicevamo prima fuori onda, i segugi quasi, no? A caccia di qualche informazione, a caccia, ovviamente provate a pensare nelle oltre 400 pagine, quante date, quante nozioni, quanti riferimenti ci sono, immagino che qualche refuso sia normale. Allora, com'è stato questo lavoro, e mi permetto di dire anche l'orgoglio di aver preso parte a questo gruppo di lavoro? Sì, buonasera a tutti. Io mi sono occupato principalmente appunto della fase di ricerca, e in special modo per quanto riguarda l'archivio sezionale. Lo scopo era di cercare tutta la documentazione possibile e immaginabile che potesse metterci nella condizione di darci un aiuto poi nella stesura dei vari articoli che sono andati a comporre i capitoli, il materiale fotografico, il materiale dattiloscritto, il materiale manoscritto, cioè tutto quello che era inerente a un qualcosa che ci potesse aiutare poi ad arrivare a quel bellissimo prodotto che abbiamo stampato poco tempo fa. È stato un po' difficoltoso anche all'inizio perché il materiale non era concentrato in zone ben precise, era un po' distribuito un po' qua, un po' là, ma d'altronde questo è anche comprensibile perché nei 90 anni della sezione la sezione ha avuto tante case, e quindi di conseguenza si sa che ogni trasloco purtroppo crea un po' di confusione. Comunque ci siamo riusciti, abbiamo trovato i classificatori, abbiamo trovato i faldoni, abbiamo trovato il materiale fotografico, abbiamo portato tutto sul tavolo, aperto tutto e abbiamo cercato quello che poteva essere interessante al nostro scopo. Molto bene, passiamo il microfono dall'altra parte del nostro parterre. A Carlo chiedo, anni di lavoro. Cosa ha provato quando finalmente avete dato alle stampe intanto il libro e poi insomma l'avete toccato con mano? Allora, vorrei fare una piccola premessa. Visto il parterre del Roi, per abbassare un attimo il livello culturale, Casetta, il nostro caro Maurizio ha pensato a me. Ecco. Di conseguenza io in pratica mi sono occupato della parte logistico culinaria. Ok, in buona sostanza. Importante anche ecco. Quella. Sì. Perché visti gli orari improbabili che abbiamo fatto per 2 anni, serviva, è stato dopo proprio il servizio mensa. Scherzi a parte, ci siamo impegnati tutti, abbiamo fatto squadra veramente, chi per uno specifico argomento, chi per un altro, e chi anche dopo, da un punto di vista logistico, si è occupato anche dell'insieme, insomma, della serata. Ecco. Diciamo che la grande soddisfazione è quella di aver partecipato proprio e di aver, come dire, fatto parte di un gruppo affiatatissimo che ha lavorato per 2 anni duramente, credetemi,
e che è riuscito a produrre una cosa che secondo me è veramente da leggere, una cosa che è importante sotto punto di vista che non mi ripeto, abbiamo già elencato certo. in varie maniere. Però devo dire che l'emozione traspare anche adesso che ne stiamo parlando. È passata qualche settimana dalla presentazione, è passata qualche settimana dal momento in cui avete dato alle stampe il libro, però l'emozione nel momento in cui ci raccontate il vostro lavoro è veramente palpabile. Allora io passerei il microfono a Maurizio anche per una chiusura. Abbiamo visto un gruppo affiatato che ha lavorato duramente, però il risultato insomma vi ha ripagato, anche perché il libro è stato accolto con molto entusiasmo dalla gente. Sì, il libro sì, devo dire che sta andando anche bene, il libro viene richiesto, i nostri gruppi ci richiedono appunto una quantità di libri abbastanza buona. Stiamo quasi pensando ormai che ci servirà una ristampa. Però. Stiamo quasi pensando che sì, perché voglio dire ha veramente riscosso tantissimo successo. Potremmo parlare di 1000 aneddoti successi in questi 2 anni, potremmo parlare delle sere con il coprifuoco, che noi eravamo qui fino alle 10, 10 minuti prima, meno 2 minuti e poi via tutti a casa, e quindi dalle 6 di sera, perché quello era l'orario, dalle 6 alle 10 abbiamo fatto part-time per parecchie settimane ovviamente. Ringrazio questi ragazzi che sono riusciti tante volte anche a sopportarmi, ma voglio dire, siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Io non voglio giudicarlo perché sembra poi piaggeria, quindi no, non è nel mio carattere. Però devo dire una cosa, questi erano i 90 anni. Io gli ho detto, adesso riposiamoci un mese e mezzo. Poi ci sono i 100 da organizzare. Poi ci sono i 100 da organizzare. E visto che abbiamo fatto tanta sempre avere degli obiettivi. Esatto, abbiamo fatto tanta fatica per reperire il materiale dei 90 anni, perché purtroppo era sparso in tantissimi luoghi, cominciamo subito a recuperare i documenti per i prossimi 10 anni. Ecco, quindi un po' di vacanza e poi insomma... Sì, un po' di vacanza e poi basta, perché qualche giorno di vacanza. Altrimenti... Allora voglio ringraziare solamente il comune di Cison, che ci ha messo a disposizione il teatro il 28, e chiaramente il sindaco, l'avvocato Cristina da Soler, che ci ha messo a disposizione il teatro facendo anche degli sforzi immani per poter darci 105 posti a sedere in quel piccolo teatro, quindi si è messa lei personalmente a misurare eccetera. Ecco, quindi voglio ringraziare appunto Cristina e tutto il suo staff. Io ringrazio tutti voi, ringrazio gli ospiti che si sono succeduti in questa puntata extra large, le prossime le facciamo un po' più corte, mi raccomando, ecco, di penna nera, ma insomma avevamo un po' di arretrati. Tanto poi te lo curo io. Sì, ecco, esatto. Avevamo tanti arretrati, tanti argomenti anche di cui parlare. Un grazie per tutti al presidente della sezione Introvigne che ci ha aperto le porte anche per questa puntata di Penna Nera. Un grazie a Francesca Astori in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima.